Con la celebrazione di questa Santa Messa si concludono oggi le solenni celebrazioni in onore di San Tiziano, vescovo e confessore, patrono della nostra diocesi di Vittorio Veneto. Vissuto nel VII secolo, egli guidò la chiesa di Oderzo in un tempo in cui le invasioni longobarde ne avevano spezzato l'unità geografica, mentre le controversie teologiche avevano incrinato la comunione tra Roma e molte diocesi. La generosa carità di Tiziano e la sua limpida fede fecero di lui un grande vescovo, attento alla sua gente, ma anche profondamente legato al successore dell'Apostolo Pietro nell'annuncio autentico del Vangelo. Dopo la sua morte nel 632, venne presto venerato come santo e le sue spoglie furono traslate a Ceneda, divenuta nuova sede vescovile della diocesi. Anche dopo molti secoli continui egli ad intercedere ancora presso il Signore il dono dello Spirito Santo e sostenga il cammino della nostra Chiesa nella testimonianza della carità e nell'annuncio del Vangelo. Nel celebrare questo nostro patrono, oggi ci ritroviamo come cori parrocchiali ad animare questa Eucaristia. Come fu per San Tiziano, così anche la vita di ciascuno diventi l'inno di lode all'amore di Dio. Iniziamo questa celebrazione, presieduta dal cardinale Beniamino Stella, accogliendo la processione d'ingresso con il canto Iste Confessor, che troviamo nel sussidio predisposto.
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace del Signore sia con voi. Cari confratelli sacerdoti, diaconi, consacrati, consacrate, fedeli, carissimi, desidero anzitutto esprimere la mia riconoscenza verso Monsignor Beniamino Stella, il nostro caro Don Beniamino, cardinale di Santa Romana Chiesa e strettissimo collaboratore del Papa, essendo egli prefetto della Congregazione per il Clero e per i seminari. Ringrazio anche Don Ovidio Poletto, Monsignor Ovidio. Ecco, da anni ormai o la festa di San Tiziano o la domenica immediatamente successiva, quando concludiamo le festività, siamo soliti chiedere la presenza di un vescovo o un cardinale che hanno a che fare con la nostra diocesi. Monsignor Beniamino ha molto a che fare, essendo un nostro diocesano formatosi in questo seminario, e così pure Monsignor Ovidio Poletto, che è stato anche vicario generale, come sapete, per molti anni. Li ringrazio di cuore per la loro grande disponibilità. Monsignor Beniamino Stella è qui anche per un altro motivo. Proprio 50 anni fa, in questi giorni, concludeva qui la sua presenza come vescovo di Vittorio Veneto, quindi successore di San Tiziano, Monsignor Albino Luciani, che proprio all'inizio, in gennaio del 1970, era stato chiamato a reggere il Patriarcato di Venezia, da cui poi è stato poi passato a Roma per quel brevissimo ma indimenticabile pontificato. Quindi è un'occasione molto preziosa. Sapete che Monsignor Stella è il postulatore della causa di beatificazione di Monsignor Albino, quindi un pensiero, una preghiera anche per questo certamente non può mancare. Segnalo la presenza e ringrazio per la presenza del sindaco e di una rappresentanza di fedeli del comune di Borgo Valbelluna, un comune nuovo per così dire, nato dalla confluenza di 3 comuni, Trichiana, Mel e Lentiai, che ha scelto come proprio patrono proprio San Tiziano. Quindi sono qui per la venerazione del patrono San Tiziano e per l'offerta di una lampada votiva che sarà fatta verso la fine della celebrazione. Grazie della vostra presenza, così pure ringrazio per la presenza della confraternita del Santissimo di Vazzola, eccoli qua, sono alla nostra destra. Ringrazio anche del collegamento attraverso Radio Palazzo Carli e la Tenda TV con tanti nostri diocesani che ascoltano o seguono questa liturgia. Fratelli e sorelle carissimi, all'inizio di questa solenne celebrazione dell'Eucaristia in onore di San Tiziano, vescovo e confessore, riconosciamoci peccatori e invochiamo da Dio il perdono e la pace. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Preghiamo. O Dio, sorgente della vita, che nel tuo spirito di verità e di amore hai illuminato i nostri padri con la luce della fede e li hai sostenuti nella fedeltà al Vangelo con il ministero di San Tiziano Vescovo, concedi alla nostra Chiesa di crescere nella conoscenza e nella lode del tuo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Prima lettura dal libro del profeta Isaia. Mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele. Poiché ero stato onorato dal Signore ed io era stato la mia forza, e ha detto: è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Parola di Dio. Ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. Ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. Ho sperato nel Signore, ed egli su di me si è chinato. Ha dato ascolto al mio grido, mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, una lode al nostro Dio. Ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto. Non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo. Ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. Nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la tua volontà. Mio Dio, questo io desidero, la tua legge è nel mio intimo. Ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra,
Signore, tu lo sai. Ecco, io vengo per fare, oh Dio, la tua volontà. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello Sostene, alla Chiesa di Dio che è a Corinto, a coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, santi per chiamata, insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore nostro e loro. Grazie a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Parola di Dio. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. A quanti lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie i peccati del mondo. Egli è colui del quale ho detto: dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua, perché egli fosse manifestato a Israele». Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: colui sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è lui che battezza nello Spirito Santo.
Io ho visto e ho testimoniato. Questi è il Figlio di Dio. Parola del Signore. Carissimo Monsignor Corrado, Monsignor Evidio, cari sacerdoti, religiose e religiosi, signor Sindaco della città, cari fratelli e sorelle, in questa seconda domenica del tempo ordinario, nella chiesa di Vittorio Veneto, in cui fu vescovo il venerabile servo di Dio Albino Luciani, portiamo ancora nella memoria e nel cuore le celebrazioni in onore del patrono San Tiziano, pastore pieno di virtù e di santità, vicino al suo popolo, con un'attenzione particolare per le situazioni di disagio e di povertà, ambiti privilegiati della sua carità pastorale. Del suo profilo di servitore di questa Chiesa particolare vorrei sottolineare due caratteristiche essenziali della vita e della storia di ogni santo e soprattutto di un vescovo. L'accoglienza del Signore nella sua vita attraverso la pratica delle virtù cristiane in grado eroico e la generosa bontà nei confronti del prossimo. Proprio questi due aspetti richiamano l'anno pastorale che la diocesi ha appena iniziato. Portiamo nel nostro cuore la presenza di Dio dal giorno del nostro battesimo, la dobbiamo sentire in profondità anche nelle nostre azioni quotidiane e da essa nasce il servizio e la missione. Si tratta di due elementi connessi tra loro. L'incontro personale con il Signore, che è la sostanza della santità cristiana, ci apre all'amicizia con Lui, in particolare nell'Eucaristia domenicale. Esso, infatti, quando è autentico, trasforma la nostra esistenza ed incide nel nostro stile di vita e nelle relazioni. L'amore per il Signore ci conduce sempre a quello per i fratelli e ci fa diventare ospitali nei confronti dell'altro. Si tratta di essere cuore aperto per le domande di chi ci sta accanto, per le sue fatiche e per la sua sete di felicità. Questo è il primo passo della missione verso gli altri, che conduce il nostro fratello a disporre il suo proprio cuore a ricevere l'annuncio della fede. Il primo momento, afferma Papa Francesco, consiste in un dialogo personale in cui l'altra persona si esprime e condivide le sue gioie, le sue speranze, le preoccupazioni per i suoi cari e tante cose che riempiono il suo cuore. Solo dopo tale conversazione è possibile presentare la parola di Dio.
Essere cristiani missionari, cioè, non è possibile se nell'incontro con l'altro mostriamo segni di superiorità, di eccessiva sicurezza nelle nostre idee e di aggressività, senza considerare i tempi di Dio. Solo accogliendo il fratello che ci viene incontro, rispettando la sua libertà e praticando un atteggiamento di pazienza, di accompagnamento e di stima sincera, la parola del Vangelo potrà essere sentita da chi ci avvicina come una ricca perla preziosa, da desiderare e da cercare con passione. C'è una bella immagine nella esortazione di Papa Francesco Evangelii Gaudium che mi piace ricordare in proposito. Il Papa afferma che quando nei luoghi che frequentiamo, nelle situazioni della vita e nel mondo abbiamo l'impressione di trovarci nel deserto e nell'aridità, proprio allora non dobbiamo lasciarci rubare la speranza e siamo chiamati, dice il Papa, a diventare delle anfore. Nel deserto, scrive il Papa Francesco, c'è bisogno soprattutto di persone di fede che con la loro stessa vita indichino la via verso la terra promessa e così tengano viva la speranza, e in quelle circostanze siamo chiamati ad essere persone anfore per dare da bere agli altri. Concretamente penso all'impegno educativo di tanti genitori, al servizio generoso dei sacerdoti e degli operatori pastorali, alla fatica dei giovani nel costruire il proprio futuro e nel far sentire le proprie attese, al lavoro discreto e umile di tanti che, nel silenzio della vita quotidiana, si impegnano in verità e giustizia nel compimento generoso del proprio dovere. Spesso sperimentiamo nel nostro cammino spirituale l'aridità del deserto, non vediamo i frutti del nostro operare, siamo assaliti dallo scoraggiamento e perdiamo la passione per la nostra identità cristiana e la sua rilevanza negli impegni e nelle responsabilità che la provvidenza ci ha dato. Ma proprio allora, quando il senso della stanchezza e della rassegnazione rischia di prevalere su di noi, dobbiamo ricordarci che siamo anfore, preziose, e che portiamo nel cuore un tesoro da far conoscere agli altri. L'immagine dell'anfora ci rappresenta la memoria viva di beni importanti che custodiamo nella vita, per noi e per gli altri. Come con le anfore si trasportavano i prodotti alimentari da conservare e da porre sul mercato. Allo stesso modo, ci suggerisce Papa Francesco, nella piazza del mercato del mondo noi cristiani dobbiamo sentire, e gli scrive, la sfida di scoprire e di trasmettere la mistica di vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci, di prenderci in braccio, di appoggiarci, cioè di condividere stile di vita ed esperienze di autentica fraternità. Infatti, continua il Papa, il Vangelo ci invita sempre a correre il rischio dell'incontro con il volto dell'altro, con la sua presenza fisica che interpella, con il suo dolore e le sue richieste, con la sua gioia contagiosa in un costante corpo a corpo. A partire dal giorno del nostro battesimo, siamo poi noi stessi un'anfora della presenza di Dio.
Portiamo infatti questo tesoro che dobbiamo far crescere con l'ascolto della parola di Dio, costruendo di giorno in giorno un profilo di santità che ci permetta di trasmettere a partire dalla nostra umanità risanata, purificata dalla sua presenza, arricchita dai doni dello Spirito Santo, questa ricchezza interiore al mondo che ci circonda, specialmente nell'ambito della nostra famiglia e del nostro posto di lavoro. È proprio ciò che vive San Giovanni Battista, di cui ci parla questa sera il Vangelo. Egli dice di se stesso che deve diminuire perché Gesù deve crescere e che egli non è degno neanche di sciogliere i sandali del Messia. Nel brano appena ascoltato possiamo vedere il suo atteggiamento missionario nel momento in cui il Signore si avvicina e il precursore lo indica alla folla dicendo: ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. L'arte e l'iconografia cristiana hanno sempre rappresentato questa scena disegnando il Battista con il dito indice rivolto verso Gesù, immaginando cioè che per segnalarlo egli abbia fatto proprio questo gesto. È il compito del cristiano, di ciascuno di noi, nel mondo e nella vita di ogni giorno, indicare Gesù, annunciare la sua parola, far vedere la grandezza del suo amore attraverso atteggiamenti e gesti di ospitalità e di accoglienza, di speciale attenzione verso i più deboli e i più bisognosi. Anche nella prima lettura possiamo rinvenire lo stesso anelito missionario. Il Signore dice a Israele: è troppo poco che tu sia solo mio servo, tu devi essere luce per tutte le nazioni della terra. Come a dire, non basta vivere un cristianesimo tranquillo e rassicurante nel giorno della domenica qui in chiesa, se l'Eucaristia che celebriamo non ci rende anche discepoli missionari, generosi verso i problemi e le ferite di coloro che ci stanno accanto. Cari fratelli e sorelle, essere e diventare comunità cristiane missionarie è un compito imprescindibile se desideriamo che davvero la gioia del Vangelo illumini tutte le periferie della esistenza umana e tutte le situazioni della nostra terra e della nostra società. Dobbiamo fare in modo che le Eucaristie domenicali trasformino la nostra umanità a immagine di quella di Cristo, diventando così esperti nella cura delle relazioni fraterne, nell'ascolto reciproco, nella mitezza e nella tenerezza. In un tempo sempre più segnato dalla indifferenza religiosa, le nostre comunità devono essere formate da credenti e discepoli del Signore che fanno brillare la sua luce e indicano la sua presenza attraverso le forme della vita quotidiana, nel lavoro, nell'impegno sociale e politico, nella compassione verso chi è nel dolore e nel bisogno, nell'impegno per la costruzione del bene comune. Come anfore aperte, portiamo l'acqua del Vangelo e dell'amore di Dio a coloro che incontriamo lungo il cammino. Anche l'esperienza dell'ascolto dei nostri cori in questo pomeriggio festivo ci ha riscaldato il cuore e ci ha fatto assaporare la bellezza della nostra appartenenza cristiana, che sempre percepisce nel canto dei suoi fedeli l'eco della presenza di Dio e di una fede proclamata con le labbra e contagiosa nel suo messaggio. Chiediamo a San Tiziano di intercedere per noi presso il Signore, perché le difficoltà personali e le oscurità del mondo non ci inducano a venire meno al nostro impegno e nel fervore quotidiano.
Guardando al volto di Maria, Madre della Chiesa, raccogliamo nel cuore la parola di Dio che ci ha visitato e portiamola nella nostra vita tornando a casa. Non dimentichiamo che nel nostro cammino cristiano non siamo mai soli. Il Signore è all'opera e fa crescere il seme buono del suo regno anche nelle situazioni più difficili del nostro itinerario verso la casa del Padre. Amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credo in Gesù Cristo, suo unico Figlio nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso e morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente e di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, affidandoci all'intercessione del Santo Patrono Tiziano, eleviamo a Dio la nostra preghiera unanime perché la volontà del Signore si compia nella storia dell'umanità e il suo regno venga in mezzo a noi. Preghiamo insieme dicendo: per l'intercessione di San Tiziano, ascoltaci, o Padre. Per l'intercessione di San Tiziano, ascoltaci, o Padre. Per la Chiesa, in ogni suo gesto, parola, opera, annunzi l'immenso amore del Padre, che è il segno più eloquente nella croce del suo Figlio. Preghiamo. Per l'intercessione di San Tiziano, Ascoltaci, o Padre. Per il Papa, i Vescovi, i sacerdoti, perché siano pastori secondo il cuore di Dio, docili alla voce dello Spirito, fedeli dispensatori della parola e dei sacramenti. Preghiamo. Per l'intercessione di San Tiziano, ascoltaci, o Padre. Per i rapporti tra i cristiani delle diverse confessioni, perché siano sempre più ispirati alla reciproca stima e fiducia, nella sincera ricerca della loro unione con Cristo. Preghiamo.
per l'intercessione di San Tiziano, ascoltaci, o Padre. Per i giovani che hanno udito la voce del Signore, che li chiama a seguirlo per il servizio e l'edificazione del suo popolo, perché abbiano la forza di una risposta pronta e generosa. Preghiamo. Per L'intercessione di San Tiziano, ascoltaci, o Padre. Per i gruppi corali parrocchiali qui presenti e per quanti offrono tempo ed energie nell'animazione della liturgia, consapevoli del loro prezioso compito, lo vivano con sempre maggiore fede e dedizione per una più attiva e fruttuosa partecipazione di tutti. Preghiamo. Per l'intercessione di San Tiziano, ascoltaci, o Padre. Per noi qui riuniti in questa celebrazione, perché lo Spirito Santo ci aiuti, sull'esempio del nostro Santo Patrono, a riscoprire la gioia del nostro essere figli di un Dio grande e misericordioso. Preghiamo. Intercessione di San Tiziano, ascoltaci, o Padre. O Dio nostro Padre, che un giorno ci donasti come pastore e guida il Vescovo Tiziano, continua a sostenere i nostri passi nella fede, perché sia più forte la speranza ed operosa la carità, nell'attesa di contemplarti santi fra i santi nella gioia del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Possiamo sedere. Inizia ora la liturgia eucaristica, in cui la parola di Dio che abbiamo ascoltato si fa presenza in mezzo a noi, nei segni del pane e del vino consacrati. Ci uniamo nel canto. Amen.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Con timore e amore ci accostiamo, o Padre, al tuo santo altare nel glorioso ricordo di San Tiziano. Accogli la nostra offerta e rendici sempre lieti nel tuo servizio. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Nella testimonianza di fede di San Tiziano, Vescovo, tu hai reso feconda la tua Chiesa con la forza creatrice del tuo Spirito e anche nel succedersi dei gravi avvenimenti che hanno turbato il suo cammino, l'hai conservata in una costante e fedele unità, donandole un segno sicuro del tuo amore. Il grande esempio e la fraterna intercessione del nostro Santo Patrono ci sostengono nel cammino della vita, perché si compia in noi il tuo mistero di salvezza. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane. Ti rese grazie, con la preghiera di benedizione lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza,
versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Tiziano e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, il Vescovo Beniamino, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Ci disponiamo all'incontro sacramentale con il Signore Gesù, morto e risorto e presente in mezzo a noi nell'Eucaristia. Oltre che davanti all'altare della celebrazione, la Santa Comunione sarà distribuita presso il primo altare delle navate laterali. Accostiamoci con ordine al sacerdote più vicino.
dal cielo. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. E il pane che io vi dono è la mia carne, offerta per la vita del mondo. Molte membra che insieme formano un solo corpo. Siamo stati battezzati nello stesso spirito per essere un solo corpo nel Signore. Preghiamo. O Padre, che ci hai nutrito di Cristo, pane vivo, fa che seguendo l'esempio di Sant'Iziano ti onoriamo con fedele servizio e ci prodighiamo con carità instancabile per il bene dei fratelli. Per Cristo nostro Signore. Prima della benedizione solenne conclusiva,
e dell'atto di portare la lampada nella cripta, come faremo fra poco, voglio ringraziare davvero i cori che sono stati qui presenti, l'ufficio liturgico, l'ufficio di musica sacra che hanno organizzato, il maestro Camillo De Biasi che ha diretto, ma proprio i membri delle varie corali parrocchiali che sono qui. Grazie di cuore. Le parole di Monsignor Beniamino Stella ci aiutano anche a capire il senso della loro presenza e desidero ringraziarli ancora di più per il servizio che loro, ma e tanti altri cori, fanno nelle nostre parrocchie a servizio della liturgia. Aggiungo questo semplice avviso: finita la liturgia, alle 5 circa in seminario ci sarà con Monsignor Beniamino Stella e un prete di Belluno, Don Davide Fiocco, che segue il cammino per la beatificazione di Papa Luciani. Ci sarà la presentazione di un libro ex documentis, cioè dai documenti che sono stati raccolti sia a livello diocesano che a livello ultradiocesano per richiedere la sua beatificazione. È un libro molto interessante, chi desidera partecipare non durerà molto, un'oretta, è un'occasione bella per approfondire la conoscenza di colui che è stato nostro pastore per 11 anni. Inchinatevi per la benedizione. Dio nostro Padre, che oggi ci ha riuniti per celebrare la festa di San Tiziano, patrono di questa Chiesa diocesana, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in San Tiziano e in tutti i santi la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che nel Vescovo Tiziano ci ha offerto un coraggioso testimone della fede e un sublime esempio di carità fraterna, vi renda capaci di vivere nella fedeltà al Vangelo per una vita santa. Amen. E per intercessione di San Tiziano Vescovo vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate Dio con la vostra vita, andate in pace. Come già detto, dopo la processione finale, il cardinale Beniamino e il vescovo Corrado, assieme al sindaco e ai fedeli del comune di Borgo Valbelluna, si recheranno in cripta per un momento di preghiera presso le reliquie del patrono. Verrà offerta dall'amministrazione civile una lampada votiva, come segno di comunione diocesana e di venerazione a San Tiziano. Quanti lo desiderano potranno unirsi a questo momento. Insieme concludiamo la celebrazione con il canto. Gloria a te, Cristo terra.
Vescovo! Ciao! Ciao! O glorioso San Tiziano, nostro patrono, ottieni alla nostra Chiesa di credere alla possibilità della santità e donaci la letizia e il coraggio di vivere le beatitudini del Vangelo nella vita di ogni giorno. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O glorioso San Tiziano, pastore buono e forte, ti preghiamo per i sacerdoti della nostra Chiesa, perché insieme con me, tuo successore, diano testimonianza di vera comunione e con il loro servizio pastorale edifichino la comunità ecclesiale nella gioia dell'unità. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O glorioso San Tiziano, uomo di comunione e di pace, ti preghiamo per la pace nel mondo, una pace che sia frutto dell'intima unione di Dio con gli uomini nell'amore e degli uomini tra loro, nella fraternità e nella concordia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ringrazio il signor Sindaco, la rappresentanza del nuovo comune Borgo Belluna che è venuta qui. Ringrazio i parroci, non sono mai stati nominati, sono parte integrante di questa idea, Don Luca, Don Massimiliano, anche Don Egidio e Don Giuseppe, eccolo qui. E penso che sia una cosa bella. Nella chiesa di Lentiai c'è un'immagine di San Tiziano, una delle più belle, Tizianum fecit, è scritto così, Tiziano Vecellio dipinse Tiziano vescovo. È stato Tiziano lui stesso, è stato la sua scuola, non so, comunque è scritto così, ed è bello questa figura, perché io sono rimasto stupito nella visita pastorale e nelle altre visite vedere come nella Val Belluna, lì nella Zumelle, ci sono molti ritratti di San Tiziano.
E mi sono domandato come mai è legato alla diocesi probabilmente, anzi sicuramente, perché da Oderzo e quindi dalla Chiesa di San Tiziano è arrivata l'evangelizzazione. Questo è il motivo perché la Chiesa di Ceneda non ha mai avuto una potenza militare da conquistare altre terre. Sono state evangelizzate a partire da Oderzo, da Opitergium, come Opitergium è arrivato il cristianesimo qui a Ceneda, è passato attraverso i valichi anche nella... Quindi il legame è evangelico, non è di potere, è di evangelizzazione. Ed è bello appunto ricordare proprio come patrono colui che in qualche modo è stato all'origine di questa evangelizzazione, lui, la Chiesa di Oderzo, di cui Tiziano è stato vescovo. Credo che sia le radici della nostra fede e della vostra fede, di cui ringraziare il Signore e chiedere, anche attraverso questa lampada votiva, che il Signore la tenga accesa e non si spenga. Ecco, credo che sia davvero questo il significato bello, profondo, spirituale di questo gesto. Grazie di questa idea, di questa intuizione, grazie ai parroci, al sindaco, grazie a tutti. C'è scritto cosa? Power, sì.